riaprire una chiesa, un edificio di culto che certamente è nella memoria religiosa, ma io direi anche nella memoria emotiva di tanti fedeli che in questa chiesa avranno vissuto l'inizio della vita, i battesimi, ma anche la terza nascita, quella alla vita eterna, i funerali di persone care e poi quei sacramenti che ci stanno dentro. Quindi poter restituire a questa memoria i luoghi, questo luogo qua di San Domenico, certamente è importante. Abbiamo scelto con il Vescovo questa data del 1° luglio che segna così un po' la sintesi, diciamo, di questi due avvenimenti, sia la riapertura della chiesa restaurata sia il 90°. È un momento di grazia, la comunità è felice, entusiasmata, l'Icata si aspettava da tempo di rivedere questa chiesa ripristinata nel migliore dei modi per come si è potuto fare e siamo contenti e soddisfatti del risultato ottenuto. Ci siamo concentrati sul campanile, qui abbiamo rifatto il tetto e messo in sicurezza la torre campanaria, poi abbiamo fatto dei lavori abbiamo appeso le centri nel controsoffitto con l'ordinatura del tetto che era in ordine, un servizio igienico nuovo di sana pianta che non c'era e poi ci siamo concentrati a dare lustro al prospetto principale che era il prospetto laterale e tutto all'interno in modo da poter riaprire questa chiesa che era da parecchi anni chiusa.